hit the streets like a chopped up truck. What you want? People standing in the back need to bring it to the front. Go ahead with the 1, 2, lunchtime, 3, 4, crunch time. Lyrics that is meant to make rain turn to sunshine. Hit 'em with the punchline, catch 'em on the blind side. FLA to NY, make the day turn to nighttime. I owe you, now you owe me. Everything you learned you got from the OG. Heard about the dark side, drop you in the far side. Over here is wartime delivery, got more shine. Battery on recharge, I don't even breathe hard. This gon' hit the streets and have you jerking like a retard. Brakes on, spinning this wheel. Rubber gon' squeal when the Michelin's peel. Too many fake cats looking for a deal. When would they learn that A don't appeal? Tryna make it I owe you, now you owe me. Everything you learned you got from the OG. Lui è Baldo, ha 50 anni e viene da Trapani. È in cerca della donna ideale. Ciao Baldo. Ciao Alberto. Allora Baldo, parlami di questa donna che noi dovremmo cercare. Io cerco una compagna che sia sincera, Sì. che mi vuole bene come io devo volere bene a lei, perché ho avuto delle brutte esperienze tempo passato. Sì. Ho 2 matrimoni persi alle spalle. Certo. E purtroppo cerco una persona seria che mi vuole bene, io voglio bene a lei, Certo. che dobbiamo vivere tranquille e serene, dobbiamo uscire, dobbiamo divertirci, perché sono un tipo che non mi piace stare da solo, capito? Certo. La solitudine è brutta. non Ho piace a bisogno della compagna, ho bisogno della compagna. Ascoltami Baldo, quanto tempo è che sei single completamente? Singolo completamente 7 mesi. 7 mesi. Sì. Cioè in 7 mesi tu non hai avuto nessuna storia d'amore? No, assolutamente. Perché non hai incontrato quella donna giusta? Non l'ho magari... incontrato, amo ancora la mia ex purtroppo. Sì. Non mi nascondo a dirlo perché Quello è un pensiero che ci sono molto giustamente- attaccato a lei, al bimbo, perché abbiamo un bimbo di 3 anni e mezzo, è giusto che la gente lo sanno, che non posso Certo. negare i figli assolutamente, Logico. giusto? E io non mi vergogno neanche a dirlo, purtroppo è una storia già che è finita da 7 mesi, Certo. cerco una compagna, ma non ho avuto tanta premura perché ancora ho avuto sempre quel pensiero verso della mia compagna. Vabbè, parlando di quest'anima gemella che sì, noi andiamo sì, cercando, sì. tu hai 50 anni. 50 anni. Quindi da che età dovremmo partire? Da 35 ai 45. Dai 35? Non voglio una donna più grande di me. Esatto. Dai 35 ai 45. Ai 45 anni. Hai preferenze per quanto riguarda bionda, bruna? No. Cioè non è che vai guardando No, tu l'aspetto fisico l'aspetto proprio- fisico. Certo, è importante l'aspetto importante fisico, l'aspetto anche fisico, l'occhio deve avere la sua parte, giusto? Deve Bravo, piacere per esattamente. attirare. Però quello che conta per te è il dentro, il carattere, giusto? Cercano una donna alta, comunque, non minimo di 1,65 m, Certo. Magra. un fisico regolare, Certo. normale, no? Una Né grossa, troppo magra non la voglio. né grossa. Esatto. Poi? E poi niente, che sia sincera, che non è una che mi deve prendere in giro e neanche io devo prendere Anche in se ha giro. avuto qualche storia passata? Non mi interessa. Il passato non mi interessa. Esatto. Conta il futuro. Il futuro, quello Hai che detto mi le parole interessa. giuste. Il Paolo. futuro, sì. Va bene, parlaci un po' di te. Io sono un commerciante, lavoro onestamente per conto mio e vado e vengo dal nord, non, Certo. non deve avere pensieri perché io ogni tanto parto, manco una Sì. settimana per il mio lavoro, cose. Certo. Però l'affetto è affetto, non è che c'entra niente perché tu vai fuori, non c'entra niente.
E poi che sia una donna socievole, che ci piace uscire con me, perché io sono un tipo che mi piace uscire, sì. Che ti piace frequentare le cali? Bravo, esatto. Ti piace frequentare, non so, ristorantini? Sì, il ristorantino ci vado perché è il mio mestiere che me la porta e che vengono degli amici. Pure. Mi piace anche ballare, sì. Esatto. La donna che ci piace uscire e cose cerco. Perfetto. Una donna. Va bene, e qual è la cosa che ti piace fare più nella vita? Il tuo sogno nel cassetto? Già quello che faccio ne sono contento. Sì. Ho la mia Hai qualche obiettivo particolare da raggiungere? No, quasi che l'ho raggiunto tutti. Sì. Ti manca solamente Perché l'anima gemella. esatto, non è che mi manca, abbiamo la casa in campagna, la casa in città, ce n'ho 3. Esatto. Non è Quindi che. sei, diciamo, per quanto riguarda finanziariamente stai bene. Sì, Esatto. sì, non ci possiamo lamentare, dai. La cosa che ti manca è proprio l'anima gemella. L'anima gemella. La donna che ti possa far compagnia. Sì. Esatto? E che ti capisca solo. E che mi capisca, esatto. Perfetto. Amiche, Anche ci avevo tempo passato la mia ex moglie, se dovesse capitare una uguale, mamma mia, che tristezza, se parlo chiaro, che tristezza. Ma della seconda non mi posso lamentare, qualche disguido così è andata così con tutto. Esatto, pazienza. sono i casi La voglio sempre bene, e il mio cuore non escerà mai, anche che viene un'altra donna con me, ma quella non esce mai dal mio cuore, è giusto dirlo, perché a volte magari mentre che siamo assieme mi scappa il nome e dirò Mariella, perché è rimasta al cuore e sarà sempre nel mio cuore, sia lei che il bimbo. Fanno parte della nostra vita. Fanno parte della nostra vita. Della prima, ma neanche sentirne parlare completamente. La odio completamente, ma la seconda no. Perfetto. Non la odierò mai. Va bene. Amiche telespettatrici, lo state conoscendo, Baldo, 50 anni, di Trapani, è in cerca della donna giusta, la donna ideale. Baldo va cercando una donna che parta dai 35 e arrivi massimo ai 45 anni. Non importa l'aspetto fisico, se sia bella, se sia bionda, bruna, insomma, deve essere una donna piacente. A Baldo, quello che va cercando, Baldo è proprio una donna sincera, la sincerità, soprattutto che lo capisca, lo accompagni e insomma, e si possa creare un futuro insieme a lui. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione. Baldo è qui e le sue intenzioni sono serie. Allora Baldo, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando, stanno decidendo se chiamare oppure no e vogliono un messaggio. Vuoi lanciare un messaggio guardando la telecamera? Vai. Sì, come mai? Io cerco un'anima gemella che sia una donna socievole, un po' bella, non brutta, perché è inutile che parliamo chiaro. Esatto. Magari brutta come me, dai. Se c'è e telefoni, io ti aspetto. Perfetto. Era un bel messaggio. Sono qui a rispondere. Perfetto, questo era un bel messaggio. Con tutto il piacere, con tutto il cuore, e a conoscerti. Perfetto. Amiche telespettatrici, avete visto, Baldo è qui e le sue intenzioni, ripeto, sono serie, per cui chiamate al numero che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ok Baldo, io ciao. Tutti gli amici che ci guardano, che ci stanno guardando, e aspetto le vostre chiamate. Se volete chiamare, se non volete chiamare sto singolo, ci sono anche abituato. Perfetto, ciao. Oh yeah.